Niente concorsi a cattedra, tutto rimane bloccato a causa dell'emergenza sanitaria legata al coronavirus. In questi ultimi giorni, in rigorosa videoconferenza, tecnici ministeriali e sindacati della scuola hanno discusso sul possibile svolgimento dei prossimi concorsi, uno ordinario e l'altro straordinario, sia per la scuola media che per quella superiore. Sono in palio ben 49.000 posti nel prossimo triennio, con selezioni che si svolgeranno in ambito regionale. Sarebbe stata, ed usiamo doverosamente il condizionale, una bella boccata d'ossigeno per la Sicilia, se a Roma, dopo un'attenta analisi, non avessero deciso di mettere un freno. È emerso infatti che saranno poco meno di 1.700 le cattedre a concorso, suddivise tra posti comuni e sostegno. Tutto ciò è conseguenza nel tempo del pensionamento di migliaia di docenti che di fatto hanno permesso ad altrettanti colleghi siciliani, dopo un periodo più o meno lungo di permanenza in altre regioni, di occupare tutte quelle cattedre rimaste vuote. A questo punto non rimane altro che una tenue speranza, e cioè quella di tentare la fortuna concorrendo in altre regioni del nord o dell'Italia centrale, dove i posti vacanti sono più numerosi. In Sicilia, per l'esattezza, i posti a disposizione sono molto ridotti. A conti fatti ne rimangono appena 1.697, di cui 123 di sostegno. Ma quali regioni italiane presentano maggiore disponibilità? Su tutte la Liguria verranno assegnate 1.757 cattedre, mentre la Toscana addirittura ne propone 3.900. Al concorso straordinario, che mette in palio a livello nazionale 24.000 posti, potranno partecipare coloro che hanno già svolto almeno 3 anni di servizio nei bienni 2008-2009 e 2019-2020, mentre alla selezione ordinaria, che aggiudicherà 25.000 cattedre, potranno accedere coloro che sono già abilitati, oppure chi è in possesso della laurea magistrale e dei 24 crediti formativi universitari in disciplina antropopsicopedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche. In quest'ultimo caso è prevista una nuova preselettiva.